Catania Today parla invece di altro, parla del boom di multe con lo street control. Ecco le vie di Catania più battute, grandi numeri per lo street control, lo strumento più temuto dagli automobilisti indisciplinati. Sono 1803 per il mese di gennaio e 1685 a febbraio i verbali rilevati dalla municipale a Catania per violazioni che riguardano principalmente la sosta in seconda fila, sul marciapiede o su strisce pedonali. Lo street control è stato utilizzato a gennaio per 17 giorni e a febbraio per 16, con una media giornaliera di 106 verbali nel primo mese dell'anno, 105 nel secondo. Le scoperture assicurative sono state 206 e 107 negli stessi periodi. Tutte le vie comprese all'interno del perimetro urbano sono state e saranno oggetto di rilevamento con l'uso della telecamera. Catania Today poi pubblica appunto la lista delle strade catanesi più battute dallo street control. Attenzione quindi, massimo rispetto del codice della strada ed evitate multe, soste in doppia fila, soste sui marciapiedi se volete appunto evitare di incorrere nel rigore dello street control.